Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo dell'uovo di protezione potenziato. Per eseguire questo potenziamento è chiaro che dobbiamo partire dall'esecuzione dell'uovo di protezione. Dunque dovrete seguire le istruzioni per quanti si trovassero appunto adesso a sentire questo video, a seguire le istruzioni già fornite nel video L'uovo di protezione dorato. Ehm, a questo punto farete tutti quei passaggi e una volta che il vostro uovo di protezione è formato, è intorno a voi e lo visionate con la vostra vista interiore, potrete procedere. Ho tentennato perché stavo pensando al fatto della vista interiore, perché è possibile che alcuni non vedano, e cioè che facciano fatica a visualizzare. Assicuro che non è un problema, non dipende tutto esclusivamente da quello che vedete, ma è molto importante la percezione che avete. Ciascuno di noi infatti ha dei canali preferenziali, ciascuno di noi ha un senso più sviluppato di un altro, così come la vista eterica, la vista remota può essere un canale, qualcun altro può avere una percezione non tattile, ma diciamo tattile dal punto di vista astrale, perciò si sente un'energia, un campo di forza intorno, sente di essere appunto avvolto, ha una percezione di tipo quasi sensoriale, quasi fisica, percepisce che c'è senza vedere. Comunque ciascuno di noi ha, ripeto, il suo canale preferenziale. Chi riuscirà a visionare facilmente, magari riuscirà anche a percepire, a udire, non c'è un limite e ciascuno può percepirlo con i propri mezzi e con i propri limiti, ma questo non toglie che nel momento in cui date il comando e siete certi che l'uovo di protezione è intorno a voi, allora esso sarà intorno a voi. È chiaro che esercitarvi a percepirlo, a vederlo o a sentirlo in qualche modo è un bene che fate a voi per affinare i vostri sensi sottili. Dunque, fatta questa dovuta premessa, perché appunto non voglio scoraggiare nessuno che non riesca a vedere, fate affidamento probabilmente su qualche altro senso eterico, su qualche altro senso astrale e semplicemente focalizzatevi appunto sul vostro uovo di protezione. Una volta che sarà formato, come dicevo, lo potenziamo immettendo in noi un intento. Allora, faccio un esempio molto semplice. È molto importante per ciascuno di noi il benessere, la serenità e quel senso di pace interiore. A questo punto ciascuno di noi ha un'idea, una sua idea di benessere, di pace e di tranquillità e attraverso la propria idea, che è anche la somma un po' delle nostre convinzioni, del nostro retroterra culturale e di quello in cui noi crediamo, avrà appunto una simbologia connessa a questa percezione di pace e di benessere. Può variare a seconda del proprio credo religioso, può variare a seconda delle proprie esperienze, può essere riconducibile a un luogo fisico in cui siamo stati, oppure un luogo immaginario che ci trasmetta appunto questa sensazione di pace e di serenità. Ehm, Può essere un simbolo per esempio come l'Om, che in assoluto, essendo la vibrazione primordiale, è quella che probabilmente fa maggiormente al caso di questo proposito. Ma non vi voglio assolutamente condizionare, sentiatevi liberi piuttosto di scegliere qualcosa che appunto sia significativo per voi, qualcosa che sia assolutamente e unicamente riconducibile a questo intento, così che sia ancora maggiormente rafforzato nel momento in cui lo immetteremo.
Quando appunto avremo focalizzato qual è il simbolo adatto a noi, immagineremo appunto che questo simbolo si trovi di fronte a noi, di fronte a noi esternamente al nostro guscio di protezione. Dunque ci siamo noi, c'è il guscio di protezione, esternamente di fronte a noi c'è il nostro simbolo. Può anche essere un simbolo riconducibile per esempio alla Cabala, magari l'albero della vita, il fiore della vita o una lettera dell'alfabeto ebraico che ha un particolare significato per voi. A questo punto, una volta che è di fronte a voi, dal vostro plesso solare, perciò più o meno all'altezza dell'ombelico, partirà un raggio dello stesso colore indaco del nostro guscio di protezione. Questo raggio appunto uscirà al di fuori del guscio di protezione, al di fuori del nostro uovo di protezione, si avvinghierà insomma intorno al simbolo, lo circonderà, lo ingloberà. Sarà a voi, alla vostra percezione, alla vostra visione interiore, vedere in che modo il raggio che emanate, che parte da voi, afferri e si arrotoli, insomma, o comunque agguanti questo simbolo. Una volta che è stato agganciato, il simbolo comincia a progredire, a venire verso di voi. Nel momento in cui supera il guscio di protezione, perché lo può superare, siete voi che lo state chiamando dentro, nonostante appunto nella fase di formazione dell'uovo abbiamo chiesto che quello che è negativo, quello che non fa bene per noi non possa entrare. È chiaro che un simbolo di questa portata sarà molto più che positivo per noi, perciò ha assolutamente il permesso di accedere, di passare di qua. Dunque, nel momento in cui oltrepassa il guscio di protezione, lo vediamo avvicinarsi proprio all'altezza di dove è partito il raggio, cioè all'altezza del plesso solare, su per giù, nei paraggi dell'ombelico. E a quel punto il simbolo toccherà la nostra pelle, toccherà l'altezza del plesso solare e noi con una profonda ispirazione lo assorbiamo come se lo respirassimo al nostro interno attraverso il plesso solare. Non finisce qui. A questo punto, una volta che abbiamo visto il simbolo entrare dentro di noi, vediamo anche che si espande e va a colmare qualsiasi spazio interno a noi, fin dentro le nostre cellule, apportandoci appunto pace, serenità, benessere. Fermeremo un pochino nel godere questa percezione, questa sensazione, così che diventi parte di noi e poi potremmo occuparci delle nostre consuete mansioni o di quello che appunto ci spetta fare. Ehm, Dunque, è tutto qua. Questa cosa può essere utilizzata per qualsiasi intento e per qualsiasi intento dovrete essere bravi a identificare un simbolo che per voi sia assolutamente indicativo di quell'intento. Dunque, sbizzarritevi pure, utilizzatelo per il vostro bene, utilizzatelo per esempio anche per situazioni di prova, come per esempio la possibilità di dover affrontare magari un colloquio di lavoro oppure un test scolastico, un qualsiasi altro momento di prova o un qualsiasi altro momento in cui avete bisogno di un condizionamento positivo. A questo punto voi immaginerete che la situazione vada in una determinata maniera, cioè immaginerete che il colloquio di lavoro andrà bene, magari immaginerete un po' del dialogo, l'altra persona che vi stringe la mano, cercate appunto di focalizzare bene tutte le cose, anche l'esito positivo, che vi dicono appunto ottimo, questo posto è suo. Cercate appunto di creare il maggior numero di dettagli e di percepirli. Una volta che la vostra visione è completata, una volta che avete visto quello che volete appunto condizionare dentro di voi, lo avvolgete in una sfera luminosa e
farete partire appunto di nuovo il raggio dal vostro plesso solare, dal vostro ombelico e farete tutti i passaggi come detto prima per il simbolo, cioè ingloberete questa sfera che contiene la vostra visione, la porterete dentro di voi a contatto con la pelle, quando sentirete che ha raggiunto il vostro corpo fisico, inspirerete e lo assorbirete e appunto lascerete che quella sensazione di successo, di riuscita e quant'altro diventi una certezza dentro di voi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, esercitatevi e mi auguro che mi facciate sapere appunto gli esiti assolutamente positivi che avrete vissuto e ottenuto con questo potenziamento. Vi ringrazio appunto per avermi ascoltato, vi rimando alla prossima condivisione. Se vi fa piacere non perdervi i miei video e le mie condivisioni, iscrivetevi al canale. Per il momento io vi ringrazio, vi saluto e un grande abbraccio dalla vostra Ildegard.